Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, ben trovati a un altro appuntamento con gli scorretti, che ho perso il conto di quanti anni ormai sono che Carlo ci regala, Carlo Cambi, che vedo già collegato con noi. Io che però saluto. non vedo te, la regia, se mi dà il video. Regia, facciamo in modo che egli mi veda, non che sia un bel vedere, ma comunque per Vabbè, però mi sento orfano. per praticità il gran maestro deve essere soddisfatto. La tua meravigliosa veste amaranto come il mio Livorno. Eccolo Buongiorno, lì. cardinale. Lei ha la porpora cardinalizia oggi. Sì, però preferisco il Livorno, a dire il vero. Comunque, grazie a Carlo Cambi per essere ancora una volta con noi. Mi stavo domandando, mentre andava la sigla, cosa bisogna dire, fare, pensare oggi per essere veramente scorretti. Così mi è balenato questo quesito nella mente. Che Elodie è brutta. Cioè? Che Elodie è brutta. Ah, ecco, il concetto è abbastanza chiaro. E io condivido peraltro, quindi siamo scorretti in due, almeno su sto punto. Poi devi dire che la Meloni puzza. Poi che puoi dire? Che non lo so. Intanto tu, Carlo, oggi ti sei occupato, sulla verità, di una buona notizia finalmente, no? Che riguarda 1,5 milioni circa di possessori di auto diesel Euro 5, che sarebbero potute rimanere in garage dal lunedì al venerdì, come tu scrivi oggi sulla verità, tra le 8 e le 18:30, dal 1 ottobre al 15 aprile, a partire da molto presto. E invece è stato rinviato il tutto al 2026, lo stop alle diesel Euro 5. E ora tu dici e scrivi cancellatelo. Succederà? No, perché come ho scritto stamattina, e intanto grazie a Matteo Salvini che ci ha messo una pezza, perché altrimenti questo provvedimento al 1 ottobre diventava esecutivo. Peraltro è un decreto che aveva fatto precedentemente il governo su pressione europea. Non credo che verrà cancellato perché le regioni sono indietro come i meloni sulla predisposizione dei piani per il controllo della qualità dell'aria, perché c'è una regione di mezzo che è l'Emilia Romagna che farà di tutto per evitare che non si fermino le Euro 5. D'altra parte l'Emilia Romagna è a trazione PD e il PD è sempre stato contrario alle auto, tant'è vero che insomma le uniche che gli piacciono sono quelle elettriche dei cinesi, oppure la Tesla della coppia Fratoianni Piccolotti, perché quelli che stanno alla ZTE ovviamente possono girare con le Tesla da 70 e passa mila euro. E credo che sia complicato, perché bisognerebbe avere dei piani di costruzione di fasce boscate, di costruzione, di piantumazione di fasce boscate nelle città, perché il termine poi sono le PM10, quindi le polveri che però non riguardano soltanto il traffico, anzi, come sappiamo, il traffico è responsabile poco più del 15% di queste emissioni. In realtà tutto riguarda i riscaldamenti, i comignoli industriali, eccetera, eccetera, e quindi probabilmente Salvini ci ha messo una pezza, grazie anzi, ma insomma dal 1 ottobre del 26 il problema si riporrà. Io ho scritto che mi ricorda tanto la direttiva Bolkestein, quella sui balneari, che di rinvio in rinvio poi è diventata cogente. La stessa, ti faccio il caso di Roma, per esempio a Roma c'è una legge regionale voluta dall'allora presidente Nicola Zingaretti, quindi PD ortodosso, che vieta la circolazione dell'Euro 5, ma anche delle auto a benzina, mi pare fino a Euro 2, nelle cosiddette fasce verdi, quindi intorno ai centri storici. E questa legge regionale del Lazio è tuttora vigente, anzi non viene minimamente scalfita da questo emendamento al decreto infrastrutture passato ieri. E quindi la guerra che l'Italia sta facendo alle autovetture è
una guerra tutta che nasce tutta a Bruxelles, ma che insomma che la sinistra sostiene in gran pompa. Mi fa un po' ridere tutto questo, perché poi dopo c'è Landini che strilla per la crisi degli operai metalmeccanici, non che se la sia mai presa con Elkann, perché Elkann, essendo l'editore di Repubblica e della Stampa, gli assicura appunto al segretario della CGIL buona stampa. Ma detto questo, poi non ci lamentiamo se ci sono le fabbriche che chiudono, se ci sono 150-180 mila operai a casa. D'altra parte, ogni volta che si parla di automobili e di green, io lo ricordo sempre, c'è quello studio bellissimo che fece Heyman, il capo economista della Deutsche Bank, che appena si parlava del Green Deal disse: manderemo a casa in Germania 850.000 operai dell'industria automobilistica, e per imporre queste norme serve un'ecodittatura. E mi pare che insomma sia andata proprio così, anche se oggi la baronessa von der Leyen in gramaglie, ma insomma, quindi il provvedimento assunto ieri, che comunque è salutare e va salutato come una vittoria, è un provvedimento tampone che sposta solo di un anno il problema che secondo me va risolto alla radice, raccontandoci una cosa molto semplice: che se noi vogliamo fronteggiare l'inquinamento dobbiamo mettere in piedi cose ben diverse dai divieti, e che soprattutto pigliarsela con gli automobilisti non è la migliore delle ipotesi possibili, atteso che fra l'altro noi parliamo sempre delle auto private, ma lì si bloccano anche i taxi, si bloccano anche i furgoni degli artigiani e dei commercianti, quindi il danno non è soltanto sull'impedire la mobilità di massa, è anche intaccare dei redditi, dei mestieri e delle professioni intimamente legate all'utilizzo di mezzi di trasporto, di movimentazione delle merci, con un elemento secondo me antidemocratico. Ora, io non vorrei essere uno storico dell'automobile, che non lo sono, io mi sono sempre occupato di mozzarella e Chianti, ma c'è una frase di Henry Ford che quando lui inventò, diciamo così, la produzione di massa delle automobili, che mi è sempre rimasta impresso. Gli chiesero: ma perché lei produce queste cose? E lui disse: perché l'automobile è l'unico mezzo che consente a chiunque di esplorare il mondo senza dipendere da nessuno. E mi pare che questo sia ancora oggi vero. Faccio notare che questo straordinario uomo d'ingegno, che era Henry Ford, fu il primo a progettare una macchina fatta di fibra vegetale di canapa e che era alimentata da olio di canapa. Poi gli fu boicottata perché i petrolieri dell'epoca appunto volevano che le macchine andassero tutte a benzina. Ma questo per farvi dire, per farci dire come ciò che noi oggi riteniamo esempi di straordinaria modernità, appunto il biocarburante, le auto poco inquinanti, in realtà non sono esempi di ipermodernità, sono il recupero di sapienza, di conoscenze che noi abbiamo da molto tempo. Quando mi fanno notare che le auto elettriche sono benedette da Dio, io gli ricordo sempre che il motore elettrico è più vecchio in termini di tecnologia e di invenzione di almeno 70 anni rispetto al motore a ciclo endotermico. E se il motore a ciclo endotermico ha vinto sul motore elettrico, una ragione c'è, ed è che il motore elettrico l'energia la deve assumere mentre va, e invece il motore endotermico l'energia se la porta dietro attraverso il serbatoio di carburante. E questo limite del motore elettrico non è superabile, perché, se ci fate caso, tutti i motori elettrici sono usati su dei percorsi predeterminati e stabiliti. Pensa al filobus, pensa al treno, ma non possono fare deviazioni. Allora, il non comprendere che la mobilità di massa, e quindi la democrazia derivante dal fatto che ti puoi spostare, è intimamente legata all'energia fossile, è una follia. Il tema non è ridurre la mobilità, il tema è implementare dei provvedimenti che facciano da ammortizzatore rispetto agli eventuali danni ambientali prodotti dalla mobilità di Ecco, massa.
Su questo punto, no, scusami Carlo, prego. Ho finito, ma questo che dovrebbe essere il principio ispiratore non è mai passato in Europa, dubito che riesca a passare in Italia e che ne conseguano dei provvedimenti acconci. Ecco, volevo dire proprio su questo, che tu citi in chiusura del tuo pezzo una opinione, un giudizio politico dell'assessore lombardo Guido Guidesi, no? Che Sì. è anche a capo dell'industria europea dell'automotive, eccetera, e che molto spesso, e continuamente anzi, batte su questo tasto, sulla possibilità cioè che si dia una svolta radicale, si cambi completamente, si cancelli questo Green Deal, perché altrimenti ne va di mezzo l'industria automobilistica europea, che già attualmente è circa a un quarto del proprio potenziale, no? Ha tre quarti di potenziale inutilizzato. Tra l'altro quella dell'automobile è un'industria che congloba dentro una quantità di settori enormi, no? Quasi tutti praticamente, dalla tecnologia a quelli più antichi come il metallo, eccetera. No? Quindi un'industria importantissima e Guidesi batte su un punto da sempre, no? E continua a battere su questo, ovvero cancellare questo tipo di Green Deal e invece introdurne casomai uno che tenga conto della mobilità sostenibile. Cosa vuol dire? Che tenga conto di tutte le alternative all'elettrico, che sono i biocarburanti, il biometano, per esempio, i carburanti sintetici o l'idrogeno. Questa via, secondo te, è percorribile? Ma è l'unica percorribile. Allora, ammesso che sia vero, che le emissioni di CO2 sono responsabili del cambiamento climatico, ammesso che sia vero, il modo in cui lo stiamo affrontando è un modo regressivo, non è un modo progressivo, cioè che aumenta le capacità di benessere dell'umanità, le riduce. E già questo è una follia, se ci pensi bene. Ma perché io cito Guidesi? Per il quale ho una sincera stima, perché è uno dei politici che più si impegna a conoscere le cose e ogni volta che apre bocca dice cose che hanno una loro assoluta legittimità, sia politica che tecnologica, e quindi chapeau. Ma detto questo, non lo stiamo facendo per un semplice motivo, che gli interessi in gioco sono quelli della lobby verde, che ritiene di utilizzare tecnologie obsolete e vecchie, quali sono appunto per esempio i pannelli solari, sono una tecnologia vecchissima ormai, lo sono per esempio le pale eoliche, sono più... La pala eolica è ispirata al concetto della dinamo della bicicletta, non so se ve le ricordate, quando eravamo bambini avevamo tutti quella specie di frullino attaccato alla ruota della bicicletta che ci consentiva di alimentare il canale. Noi stiamo dicendo che il nostro progresso è legato a tecnologie che hanno 300 anni sul groppone e non esploriamo invece le nuove tecnologie che sono per esempio il nucleare di nuova generazione, che sono per esempio i biocarburanti. Guarda caso, perché non sviluppiamo biocarburanti? Perché i biocarburanti sono una prerogativa del tutto italiana. Il primo a, vi ho già detto dell'auto alimentata a olio di canapa che aveva prodotto Henry Ford, ma chi riprese quel progetto si chiamava Raul Gardini, il quale utilizzando le raffinerie Montedison e le sue conoscenze in materia di fermentazione organica, aveva prodotto straordinariamente dei biocarburanti da fermentazione di scarti agricoli. Ora, siccome ci riempiono sempre le balle sulla necessità di non sprecare, di essere massimamente efficienti per non incidere sull'ambiente, eccetera, eccetera, la domanda è, ma c'è qualcosa di più ecologico e di più, come posso dire, in linea col comandamento del rispetto del creato, dell'utilizzare prodotti di scarto per rilanciare produzioni di alto valore? No, non c'è niente. E allora perché schierarsi contro i biocarburanti? Un motivo molto semplice. Perché abbiamo fatto un patto con i cinesi, l'avevano fatto i tedeschi, i quali erano convinti di continuare a vendere ai tedeschi le Mercedes di lusso e di importare a basso prezzo le macchine elettriche dei cinesi e poi rivenderle con i marchi tedeschi.
In più c'è un altro elemento: i tedeschi vogliono gli e-fuel, cioè i carburanti ottenuti da sintesi attraverso elettrolisi per alimentare le macchine a uno pseudo idrogeno. E sapete quell'invenzione di chi è? Chi è che ha inventato quella tecnologia lì? Se volete ve lo racconto, così ci divertiamo. Sì. L'hanno inventata gli ingegneri del Führer, che cercavano un modo di ricavare gas per sterminare gli ebrei più conveniente. Quindi noi ci stiamo affidando ad una tecnologia che è servita allo sterminio degli ebrei per dire: ah, che bello, stiamo facendo respirare l'ambiente. Ecco, da questo tipo di contraddizioni ideologiche e da questo tipo di contraddizioni economiche che tentano di favorire alcuni paesi a discapito di altri, tanto per ragionare della straordinaria opportunità offerta da questa Unione Europea, scaturisce la confusione verde in cui siamo inseriti, che ha portato alla distruzione della prima industria europea, quella delle auto. E la cosa carina, sai qual è? È che i tedeschi, dopo aver montato tutto questo ambaradan, si sono accorti, come capita spesso ai tedeschi, di aver fatto un disastro e oggi vorrebbero tornare a fare marcia indietro e non sanno come fare. Glielo stanno raccontando gli elettori, per esempio, che hanno già cacciato dal governo della Repubblica Federale Tedesca i Verdi, ma che nell'ultimo sondaggio danno i socialdemocratici al di sotto del 12%. Questo perché? Perché ci sono le masse operaie tedeschi che non sono così arrendevoli come come le truppe di Landini, che peraltro guida il più forte sindacato dei pensionati d'Europa, e sottolineo pensionati, e che stanno cominciando a incazzarsi seriamente. E allora tutta questa faccenda qua produce che cosa? Il fatto che l'Europa è rimasta indietro per queste scelte unidirezionali verso l'elettrico, per le follie di Timmermans sulle tecnologie ambientali, ma oggi si trova a pagare un doppio pedaggio. Il pedaggio della arretratezza tecnologica e il pedaggio ideologico di essere la religione green a ogni costo. E noi di fronte a tutto questo stiamo zitti, buoni, tranquilli, come se fossimo le pecorelle del gregge. Capisco che la nostra Premier Meloni, te mi chiedevi come si fa a essere scorretti, te lo sto dimostrando. Capisco che la signora Meloni abbia oggi il suo amico Fitto vicepresidente della Commissione e che quindi non voglia degli scossoni in Europa, ma francamente votare la fiducia alla von der Leyen è un suicidio per l'Italia, perché la von der Leyen ha lavorato sistematicamente a distruggere l'economia italiana. Ora si può anche immaginare che sulla scorta della scoppola che ha preso in varia misura l'architettura del compromesso storico che governa ormai da troppi anni Bruxelles, la von der Leyen si convinca ad ascoltare i partiti di destra come ICR, ma non ci scommetterei troppo sulla fedeltà della von der Leyen agli impegni presi, perché la signora ha una biografia che depone a sfavore di tutto ciò. In Germania è ancora sotto inchiesta per i messaggini segreti che si scambiava con i generali, e alcuni dicono anche per pigliare un po' di soldini, cosa che non pare non disdegnare. Ma ci siamo dimenticati che il marito della von der Leyen era un dipendente di un'azienda collegata alla Pfizer e che quindi le corrispondenze di amorosi sensi con Mr. Burla, capo della Pfizer, sui vaccini potrebbero nascondere anche la miseria di interessi privati. Ecco, di fronte a tutto questo, noi abbiamo come paese un atteggiamento attendista e direi di quasi compiacenza nei confronti della signora von der Leyen e ecco, di questa Carlo, Europa. ti interrompo su questo per la solita pausa delle 10, ma poi consegui a quello che tu stai dicendo una domanda che ti farò tra poco, una banalissima domanda. Comunque, ci sentiamo tra pochissimo. Vai. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, con le freelance di Rete al Femminile, le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio. Allora, rieccoci in onda con Carlo Cambi. Carlo, ascoltando il tuo ragionamento mi veniva una domanda ovvia, banale, ma non è che il difetto è nel manico, per usare una brutta espressione gergale, popolare, cioè nella struttura stessa di questa istituzione europea, nelle sue varie articolazioni istituzionali? Mi veniva in mente un'altra domanda a corollario, ma tu ti ricordi un presidente di Commissione europea veramente efficace? A me viene in mente, iconicamente, il più iconico di tutti, forse Juncker, no? Che traballava per la troppa sciatica, barcollava per la troppa sciatica. Era un po' la rappresentazione icastica, diciamo, dell'Europa, molto barcollante, ma molto attenta a farsi gli interessi propri dei vertici istituzionali, sto parlando naturalmente. Sì, direi forse è l'unico che ha prodotto qualcosa di... Delors. Sì, Delors, forse è l'unico che incarnava in qualche modo lo spirito iniziale del perché si dovesse fare l'Europa, non l'Europa unita, ma l'Europa coordinata. Poi ovviamente c'è stato il disastro massimo che è la presidenza Prodi, e poi dopo Prodi l'etilico lussemburghese. Poi è arrivata la baronessa di ferro, la signora von der Leyen, e il disastro è quello che abbiamo sotto gli occhi, cioè l'irrilevanza assoluta dell'Europa. Cioè io mi chiedo, ma tu li senti quelli che dicono ma dobbiamo stare uniti nell'Europa? Per fare che? Per andare dove? Non stiamo toccando palla su nulla. Io ho scritto ieri l'altro un pezzo sulla signora Schlein, questa cittadina svizzera con passaporto anche americano, paracadutata in Italia, che difende gli oppressi venendo da una famiglia che probabilmente non sa manco quanto costa comprare un chilo di pane, ma questo vabbè non fa affatto. Anche Madame de Stael, che è stata la grande iniziatrice del romanticismo, probabilmente non aveva un problema alimentare, insomma, di sostentamento. Ma detto questo, ho sentito dire che la Meloni avrebbe dovuto interpretare un rapporto speciale con Trump per i dazi. Fino all'altro giorno la rimproveravano del fatto che era sdraiata a tappetino su Trump e che si dovesse stare uniti con l'Europa, un'Europa che non è in grado di fare nulla sul campo internazionale, non ha fatto niente, che non rappresenta più nessuno se non produrre regolamenti su regolamenti, uccidendo l'economia di questo disgraziato continente ed in particolare dell'Italia, e se non intervenendo a vantaggio di un unico paese che è la Germania. C'è una notizia della quale poco si occupano in termini critici i giornali, che è questa lettera di richiamo che starebbe facendo la BCE in concerto con la signora Ribera, la passionaria spagnola, che pretende dare delle elezioni venendo da un governo come quello socialista di Sanchez, inquisito per plurime tangenti e per toccate di culo, sull'esercizio della Golden Power da parte del governo nell'affare BPM Unicredit BPM. Allora lì di sotto c'è una pretesa che è: di banche ci possiamo occupare soltanto noi dell'Europa.
Perché viene fuori questa storia? Tu pensi che a Bruxelles gli freghi qualcosa della ex Banca Popolare di Milano? Non gliene importa assolutamente nulla. Gli importa che cosa? Di stoppare Orcel, che avendo convertito alcune obbligazioni che aveva di Commerzbank è arrivato al 20% in Commerzbank, il che gli consentirebbe di lanciare l'OPA sul Commerzbank. Siccome i tedeschi non vogliono rotture di balle sulla loro quarta banca, utilizzano l'Europa per stoppare la eventuale azione di Unicredit di acquisto di Commerzbank. Niente di nuovo sul fronte europeo, mi viene da dire, no? Domanda: che ci stiamo a fare in questo tipo di Europa? Ho visto il professor Romano Prodi, uno che vince ogni giorno il premio Bocca di Rosa perché non potendo più dare cattivo esempio si limita a dare buoni consigli e non sono buoni manco i consigli, che ha detto ci vuole un referendum per stabilire che non si può più votare all'unanimità in Europa, va abolito. Io penso che ci vorrebbe un referendum per stabilire se vogliamo rimanere dentro l'Europa. E quello che mi fa abbastanza specie, e lo dico con assoluta trasparenza a Matteo Salvini, perché non cominci a rifare una campagna contro l'Europa? Guarda, ho letto ieri, mi pare, una dichiarazione di Borghi Aquilini che diceva una cosa meravigliosa, diceva ma noi abbiamo sempre votato contro la von der Leyen, siamo contro questa struttura burocratica, siamo contro questo atteggiamento che l'Europa ha nei confronti dei paesi che la compongono, non si capisce perché non si colga questa occasione offerta dai deputati rumeni abbastanza incacchiati perché gli hanno rovinato le elezioni con un'impulsione a gamba tesa dell'Europa, non si colga questa occasione per rimettere in discussione l'impianto europeo. Io credo che abbia perfettamente ragione Borghi Aquilini, e quando la von der Leyen, poi mi taccio, dice questa mozione di fiducia è sostenuta dai putinisti, lo dice perché sa perfettamente che quella mozione di sfiducia gli arriva dai deputati rumeni, dagli eurodeputati rumeni, che lei ha accusato di essere infiltrati dai sovietici, e sulla base di questa sua affermazione hanno mandato all'aria le prime elezioni presidenziali in Romania. Allora, se l'Europa si comporta in questo modo, non si deve poi meravigliare che alcuni popoli, per esempio quello polacco, per esempio quello della Slovacchia, per esempio quello rumeno, per esempio in parte quello bulgaro, che stanno a contatto con Putin, sentano forte l'attrazione di chi non ha un impianto burocratico conformista come quello che impera a Bruxelles. Io credo che la mozione di sfiducia verso la von der Leyen dovrebbe essere un'occasione profonda di autocritica dell'Europa e di rimessa in discussione dei suoi fondamenti. Noto, e lo faccio finita, che da una parte la von der Leyen ha cassato il Green Clean, questa serie di norme assurde derivanti dal Green Deal, per esempio, in base alle quali se tu trasporti al mercato le zucchine con l'ape, siccome l'ape è considerato mezzo inquinante, non le puoi etichettare come verdi perché non sono trasportate con un mezzo ecologico. Pensa a che follie siamo arrivati. Bene, da una parte lei cassa questo, uno dice cappero, c'è una resipiscenza, dall'altra ieri ha promosso i cosiddetti crediti in natura, che sono esattamente la stessa cosa del Green Clean, ma che invece di essere obbligatori sono teoricamente discrezionali, ma con una piccola clausola, che se tu non accedi a questi crediti in natura non hai i finanziamenti agevolati. Ecco, questa è l'Europa. E noi di fronte a questa Europa, invece di fare un ragionamento critico sull'Europa, che abbiamo visto non ci serve nei rapporti internazionali, non ci assicura la difesa, non consente di contrastare le mire, diciamo così, di Trump, egemoniche economiche di Trump, ecco, di fronte a questa Europa che non serve a nulla,
Noi però ci becchiamo tutti i divieti, non la mettiamo in discussione e sull'Euro 5 dobbiamo ricorrere a un decreto tampone perché non sappiamo che cosa accadrà domani. La domanda è: ma i partiti di centrodestra, che dovrebbero tutelare la libertà individuale e soprattutto la libertà di intrapresa, perché continuano a stare dietro al carro degli eurofanatici? Questa è una domanda che pongo. Ma questa domanda vale anche per gli altri partiti europei, tutto sommato, di destra o centrodestra. Eccezione fatta per alcuni, li hai citati prima, no? Eccezione fatta per il partito, per la CDU tedesca, che dall'Europa ha tratto vantaggi immaginabili per la Germania, mi pare evidente. Questa però è una lacuna che indica che cosa? Mancanza di linea di volontà politica o irriformabilità totale della struttura per com'è? Ma indica soprattutto mancanza di coraggio. Indica mancanza di coraggio e mancanza di struttura di comunicazione che riesca a produrre una narrazione puntuale che intercetta i desideri e i bisogni dell'opinione pubblica. Io continuo a pensare che se la comunicazione politica è fatta per slogan, per tweet, per bestie, appunto è destinata alle bestie. E mentre noi siamo degli esseri umani e per fare comunicazione politica che sia efficace servono strumenti non di convincimento ma di articolazione di pensiero e di raccolta di stimoli da parte della base dei partiti. Credo che la Lega stia perdendo un'occasione perché, essendo il partito più antico di quelli che stanno in Parlamento e forse il più popolare e sicuramente il più radicato sui territori, dovrebbe ripigliare in mano il vademecum di come si produce politica all'interno di organizzazioni complesse e su questo vademecum costruire la sua nuova linea politica e azione di proposta verso il pubblico. Questa azione di proposta non può che passare attraverso una profonda critica dell'Europa per arrivare a costruire o una nuova o a dire ci siamo sbagliati. Condivido, mi sembra molto chiaro tra l'altro il percorso possibile se ci fosse la volontà o il coraggio, come dicevi tu, che tra l'altro sarebbe anche molto popolare, aprirebbe un bel sano dibattito popolare sì. autentico, cioè, sarebbe una mossa politica veramente interessante perché ricoinvolgerebbe anche le persone, secondo me. Comunque. Possiamo fare un ragionamento, scusami cardinale, ma se tu hai una forza politica come Forza Italia che dichiara apertamente con Tajani: voglio rioccupare il posto che aveva la DC, e per farlo strizza l'occhio anche a una parte dei democratici di sinistra e lanciando per esempio lo Ius Scholae, dimostrandosi disponibile su una serie infinita di cose dall'immigrazione in avanti, tu quello spazio politico che Forza Italia libera sulla destra o comunque sulla tutela dei ceti produttivi lo vuoi occupare, sì o no? Questa è la domanda. Sì. Allora, Carlo, sono arrivati nel frattempo numerosi messaggi. Ricordo il numero, poi ne diamo conto, il 340 per i messaggi WhatsApp, sto parlando, 340 6709 659. Poi apriremo anche le linee allo 02 92 94 7222. Ma c'è un'altra cosa che mi ha incuriosito, cambio completamente argomento, ma ne avevamo parlato mesi fa quando se ne occuparono in tanti. La vicenda del signor al-Mashri rimandato in Libia. C'è una cosa che mi incuriosisce, perché allora è successo, qualcuno lo interpreta politicamente anche questo, che il governo della Cirenaica, quello del generale Haftar, ha praticamente fatto sgombrare Piantedosi, il ministro Piantedosi, la delegazione, eccetera, eccetera, perché persone non gradite hanno violato le norme dello Stato libico. E dall'altra parte si è riaperto, mi sembra oggi su pubblicazione del Corriere della Sera e di Repubblica, la questione appunto del generale libico al-Masri, no? Il quale era stato rimpatriato a Tripoli dopo la richiesta di arresto della Corte Penale Internazionale, la Corte dell'Aia. Il Tribunale dei Ministri di Roma avrebbe concluso l'indagine sulla mancata consegna del generale al-Masri alla Corte Penale Internazionale da parte del governo italiano. Le possibilità sono due: archiviazione o richiesta di rinvio per uno o più componenti del governo Meloni, dalla Premier al sottosegretario Mantovano, soprattutto al ministro della Giustizia Nordio e all'appena citato ministro dell'Interno Piantedosi, che sono inquisiti per favoreggiamento, peculato o omissione d'atti d'ufficio. Allora, per farla corta,
Oggi Corriere della Repubblica raccontano che, secondo quel che il Tribunale dei Ministri ha analizzato, il governo era al corrente, ha fatto di tutto per tenere il segreto e addirittura la capo di gabinetto di Nordio, Giusy Bartolozzi, diede indicazioni ai magistrati del Dipartimento Affari di Giustizia di parlarsi con cautela, di usare Signal, di fare in modo insomma che il generale libico potesse tornarsene a casa. La faccio corta. Secondo te qui c'è del rischio per il governo che finisca qualche ministro rinviato a giudizio o giù di lì? O è tutta una bufala? Sicuramente Nordio lo vogliono rinviare a giudizio, ma è una vendetta trasversale della magistratura contro colui il quale porta avanti la riforma della giustizia. Certo, Che fammi dire una stupidaggine, Carlo, poi ti lascio subito la parola. Però consigliare da parte del vertice politico, perché comunque la capo di gabinetto di Nordio fa parte di un vertice politico, consigliare ai magistrati, sono pur sempre magistrati, noi sappiamo che a me fa orrore questa cosa di distaccare i magistrati dentro i ministeri, però insomma funziona così, e quindi consigliare ai magistrati di tenere la bocca chiusa, di usare Signal, di fare le cose in segreto, a me non mi pare una grande idea, perché quelli sono pur sempre magistrati e non politici. No, non dimostra. Allora, parliamoci chiaro, la cialtroneria che connota la Terza Repubblica a livello di tecniche sia di scrittura delle leggi che di gestione degli affari è sotto gli occhi di tutti. Ma insomma, voglio dire, se le mettessimo in fila gli errori compiuti sono spaventosi. Cioè, tu sai già che quello lì è nel mirino, se poi ti comporti anche così, gli metti il cerchio in fronte e gli fai sparare, no? A questo punto lasciami fare il dietrologo, ma siamo proprio sicuri che i magistrati che stanno al Ministero di Grazia e Giustizia siano così fedeli esecutori delle intenzioni del ministro, o invece trovino qualche meccanismo per mettere in difficoltà il ministro? Ma a me sembra naturale pensare questa seconda cosa, perché comunque loro se le spartiscono quelle cariche col bilancino delle correnti e fanno riferimento alle correnti alle quali appartengono, quindi in realtà al loro sistema di autogoverno, non al governo. Esatto. E l'ulteriore domanda è: ma quel signore che sta sul colle più alto, che si rifiuta, che essendo presidente del CSM, si rifiuta sistematicamente di mettere le mani nel caos della giustizia che è derivante dall'appunto preponderanza delle correnti della magistratura, perché nulla dice? E non è che il presidente, non è che quell'inquilino abbia questo governo particolarmente simpatico che se ne dica dei rapporti buoni con la Meloni. E secondo te per quale motivo il senatore semplice di Rignano sull'Arno, Matteo Renzi, si dà un sacco da fare per evitare che ci sia in Parlamento una maggioranza autosufficiente sull'elezione del Presidente della Repubblica prossimo, che ne parliamo nel 2027, però comunque poi ne parliamo. Perché? Perché passa dal Quirinale la garanzia che chiunque vada al governo che non sia nel milieu del centro-sinistra avrà un perimetro di azione a sovranità limitata. E questo perimetro d'azione a sovranità limitata lo puoi ottenere anche attraverso i buoni uffici di alcuni funzionari che stanno negli uffici ministeriali. Allora, io sto allargando il ragionamento rispetto al Masrin, ma la domanda è: l'interesse nazionale era di obbedire alla Corte di Giustizia dell'Aia o di mandare libero al Masri dicendo a noi non ce ne frega nulla, come hanno fatto peraltro i tedeschi, ai quali nessuno dice nulla, e senza ricordarsi che il casino della Libia deriva da un'improvvida azione di Barack Obama e del governo francese, allora incarnato da Sarkozy, che tentava di conquistare la Libia per cacciare del tutto l'interesse italiano dal Mediterraneo? Ma questi ragionamenti in un paese serio dove esiste
certo l'alternanza fra maggioranza e opposizione, ma dove rispetto all'interesse nazionale in proiezione estera la coesione deve essere massima, si sarebbero fatti. In Italia no, perché tutto diventa scontro di fazione anche a discapito dell'interesse nazionale. Allora, mi pare evidente che nel caso di Al-Masri, della sorte del diritto internazionale invocato dalla Corte di Giustizia Europea, ma se tu oggi ti leggi Panorama che è in edicola troverai il mio pezzo che parla del corrompimento di tutte le istanze di emanazione, fra virgolette, ONU in posizione anti-occidentale, si invoca quello e non si invoca invece l'interesse nazionale, che è di evitare di avere dalla Libia un'ostilità conclamata nel Mediterraneo che pone l'Italia in posizione di grandissima difficoltà, che peraltro è il risultato che Sarkozy si prefiggeva di raggiungere quando, in accordo con Obama, ha rovesciato Gheddafi. Ma il risultato di quell'operazione, che è sciagurata e che viene condannata dalla storia, qual è? È che la Libia non è stata liberata dal tiranno, ma la Libia è stata smembrata in 2 governi, entrambi, nessuno dei 2 legittimo, perché in Libia hanno sempre comandato 12 tribù e queste 12 tribù si spartiscono regolarmente il territorio libico e queste 12 tribù sono in perenne lotta fra di loro. E soltanto la dittatura di Gheddafi era riuscito a metterle a tacere. Noi abbiamo fatto lo straordinario capolavoro di pigliare una delle aree più sensibili strategicamente del mondo, che è il Mediterraneo, e di consegnarla in mano al caos tribale. E di fronte a questo atteggiamento c'è qualcuno che invoca il rispetto delle sanzioni della Corte dell'Aia, come se la Realpolitik non potesse fare premio su principi astratti che non servono assolutamente a una mazza. Chiaro, chiaro e netto. Allora, ti giro intanto qualche messaggio prima della pausa delle 10:30 e poi apriamo le linee dopo le 10:30 anche per chi volesse intervenire in diretta allo 02 92 94 7222. C'è un messaggio che io non condivido nella premessa, ma te lo leggo. Comunque, scrive un nostro ascoltatore: vorrei sapere che ne pensa Cambi di Giorgia Meloni, una Paolini della politica, inquinatrice di photo opportunity. L'unica cosa che le interessa è farsi fotografare accanto ai vari leader. A me non pare. A me proprio non pare. Comunque, prosegue l'ascoltatore perché il bilancio è immigrati come prima con la sinistra. Salvini all'interni non lo vogliono. Tasse in aumento, autonomia non pervenuta, produzione industriale in calo, scena patetica con Trump braccato all'ultimo secondo sulla panchina. Dietro le foto il nulla. Questa cosa io non la condivido, però il tuo parere qual è, Carlo? Il mio parere è che se noi pensiamo di smontare il protagonismo di Giorgia Meloni con questi argomenti non andiamo da nessuna parte. Il fatto che Salvini non sia ministro dell'interno non dipende dalla Meloni, ma dipende dal Quirinale, che ha posto un veto sul fatto che Salvini era rinviato a giudizio per la storia della nave, dei migranti, e come già fece con il cassare il presidente della Consob da ministro dell'economia, così il Quirinale ha fatto cassando Salvini dal Ministero dell'Interno, punto 1. Punto 2. Tant'è vero che Salvini poi ha canteggiato la nomina di Piantedosi, che ricorderete era il suo capo di gabinetto quando era ministro dell'Interno, quindi non è cambiato molto tra l'avere o non avere Salvini al Ministero dell'Interno. Non è vero che la Meloni è soltanto questo, la Meloni è anche molto d'altro, la Meloni è anche la signora che è stata in grado di ribaltare i rapporti di forza in Europa in qualche misura. La Meloni è anche una signora che ha portato questo paese al record dell'occupazione, la Meloni è anche la signora che oggi, anche grazie al lavoro di Giancarlo Giorgetti, di cui si parla pochissimo, ed un errore della Lega è non parlare di Giancarlo Giorgetti, la Meloni è anche quella signora che ha portato lo spread fra il Bund tedesco e il BTP italiano al di sotto degli 87 punti. Questa signora è una che comunque ha un PIL italiano che viaggia meglio di quello tedesco e francese. Questa signora è anche una signora che con l'interlocuzione che ha con Trump ha assicurato all'Italia una certa flessibilità sul famoso 5%. La Meloni è anche quella signora che è andata a Caivano
e ha dimostrato alla sinistra che le periferie possono non necessariamente essere abbandonate alla delinquenza. La Meloni è anche la prima donna che diventa premier in un paese, in Italia, dimostrando alla sinistra che ciancia tanto di parità dei sessi, eccetera, eccetera, che in realtà, se c'è una parità praticabile, è quella nel solco della tradizione della destra. La Meloni è una signora che probabilmente ha uno standing e una postura di gran lunga superiore a tutti quelli che nel suo partito la circondano, e che, se ha un difetto, è che gli manca una classe dirigente. Ma non è che demonizzando la Meloni si costruisce una classe dirigente, è compito del centrodestra, anche della Lega, piantarsela di avere i colonnelli di partito che fanno gli yes men, ma cercare di avere dalla società civile degli apporti di competenza e coerenza tali da costruire una nuova classe dirigente all'altezza delle sfide che questo paese deve affrontare. Chiaro? Limpido. C'è un audiomessaggio, te lo passo Carlo, lo sentiamo insieme. Buongiorno a tutte e due, Pietro. Può chiedere gentilmente a Cambi perché, se una legge europea, vale solo per alcune regioni in Italia e non per tutte? Ciao. Ma solo in Italia o anche tutta Europa, se è una legge europea? Credo si riferisse l'ascoltatore alla questione di prima, no? In realtà la legge europea vale per tutti. Sono le 2 sentenze della Corte di Giustizia europea che sono emesse specificamente sulla situazione della pianura padana, perché in pianura padana si sono verificati i maggiori scostamenti e ripetuti scostamenti rispetto ai parametri sulle PM10, PM25 posti dall'Unione Europea. Sì, questo che lei dice non è una parzialità, perché anche per altri provvedimenti europei possono impattare singolarmente su dei territori limitati dell'Europa. Dipende però in larga misura anche da come sono strutturati gli stati. Ci sono degli stati che hanno le regioni e altri no in Europa, ma alcuni provvedimenti prendono in considerazione degli standard e vanno a colpire laddove questi standard posti dalle leggi europee non vengono rispettati, in questo caso particolarmente in pianura padana. Allora, abbiamo la pausa delle 10:30, la facciamo subito. Radio Libertà ha vinto il prestigioso Microfono d'Oro, l'Oscar della radio italiana, per la seconda volta in 2 anni. Questo successo è merito del programma Pop Economia, Rumore, condotto dalla brillante Alessandra Mori. Questo premio non è solo nostro, è un traguardo straordinario che abbiamo potuto raggiungere soprattutto grazie al vostro costante ascolto e supporto. Auguri a tutti noi, voi siete i veri campioni. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Eccoci qua, cari amiche e cari amici di Radio Libertà. L'estate è arrivata, sembra che ci siamo, sembra che qualcosa stia cambiando. Un pochettino di sole fa bene alla salute, fa bene allo spirito, fa bene a tante cose. Però in questo periodo, cari amici di Radio Libertà, cosa succede? Ma dai la bruschettina, ma dai la patatina, ma dai quello lì, ma dai quello là, e chi soffre di problemi gastroesofagei, quindi penso al bruciore di stomaco, al reflusso, alla pancia gonfia, alla cattiva digestione, all'amaro in bocca. Queste qua sono stagioni un po' particolari, perché lo faccio io, lo farete anche voi, si mangia un pochettino di più, si assaggia un pochettino di più. Allora vi consiglio una cosa, però potete chiedere informazioni qui chiamando 030 68 40 408, anche perché è una produzione limitata, è un prodotto naturale gastro-free. Il nostro integratore alla bava di lumaca gastro-free per tutti quelli che hanno iperacidità, bruciore di stomaco, cattiva digestione, reflusso gastroesofageo. È una cosa meravigliosa, un successo straordinario. 59 euro in offerta stamattina, 59 euro, 3 flaconi. Per ordinarlo chiamate
lo 030 68 40 408. Lo prendete prima dei pasti o dopo i pasti, ma però per queste cose non vi costa nulla. Chiamate 030 68 40 408. Chiedete di Miriam, è lei esperta negli integratori. L'abbiamo fatta studiare anche per quello, quindi vi dà delle risposte chiare e certe. Integratori non sono medicine, ma aiutano tanto. 030 68 40 408 per una primavera, un'estate un po' più bella. Oppure olioacerbis.com, andate sulla sezione integrazione alimentare. Grazie, alla prossima. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio. Rieccoci in onda, Carlo Cambi con noi, tra poco apriamo le linee, ma intanto ti devo... A Pop Economia, che come ricorderai è un programma inventato da me, e sono contento che abbia avuto tutto questo successo, e poi lasciami dire che lo amiamo. Lo amiamo, sì, lo amiamo. Quello è poco ma sicuro. Io mi associo a questo sentimento amoroso. Ti giro un altro messaggio, intanto poi apriamo anche le linee telefoniche. Stefano, riguardo ai provvedimenti tampone, come li chiama Carlo, tra questi ricordiamo gli innumerevoli sulle bollette, quelli più mediatici contro le multe ai non vaccinati. Sono una costante. Solo la Lega riesce a produrli grazie a un'evidente maggior preparazione rispetto a Fratelli d'Italia, che gli permette di anticipare molte cose. Purtroppo i provvedimenti tampone saranno una costante fino alla soluzione delle soluzioni, che non ho capito quale sia, anzi non lo scrive il nostro ascoltatore, però questo sui provvedimenti tampone. Audiomessaggio, lo mandiamo, poi ti lascio la parola Carlo, e poi esauriamo i messaggi scritti e andiamo a quelli che vogliono intervenire in diretta. Sentiamo. Buongiorno, sono Giovanni dalla provincia di Novara. Io certo, la transizione ecologica sicuramente comporterà un disastro dal punto di vista economico, almeno per un lungo periodo. Ma quello che io temo di più è che se esiste una struttura democratica della società, in questo modo qui la si distrugge per sempre, perché togliere la mobilità, la possibilità di decidere, la possibilità di scegliere, di acquistare, eccetera, comporta inevitabilmente una tremenda discriminazione tra chi ha e chi poi non potrà più avere. Grazie, buongiorno. Carlo. Ma dunque, provvedimenti tampone, sì, è vero che la Lega è, diciamo, più sensibile alle istanze di base che arrivano dalla gente, mettiamola così. Sul fatto che sia più preparata, sì, in alcune articolazioni sì, ma il fatto che servano i provvedimenti tampone significa che i provvedimenti che sono stati presi prima facevano schifo, altrimenti non ci sarebbe bisogno dei provvedimenti tampone. Insomma, sembra un po' un intervenire in zona Cesarini. Comunque, come diceva la mia bisnonna, la marchesa Ermelinda Lancelotti vedova Forghieri, piuttosto che niente alle me, piuttosto, insomma. Per quel che riguarda invece la mobilità, sono perfettamente d'accordo. Devo dire che la censura che viene posta alla signora von der Leyen o von der Leyen, che dir si voglia, nasce proprio da questo, cioè c'è un'accusa di scarsa trasparenza nelle sue azioni sui vaccini, che però sotto traccia dice la struttura di comando della Unione Europea è una struttura ademocratica, quindi credo di aver risposto. Allora, altro messaggio e poi vediamo di esaurire gli iscritti per passare agli orali, perché ci sono 2 ascoltatori in linea. Comunque, Walter, le vetture diesel... Ti parlo orale perché sono contro il sistema, come avrebbe detto il liceale. Giusto. Non ho capito perché. Allora, Walter, le vetture diesel dall'Euro 5 in avanti funzionano tranquillamente con olio di colza. Se ne parlò per poco, poi silenzio. Sull'olio di colza non sono applicabili le accise. Per le vetture più vecchie basta sostituire la guarnizione della testa per adattarle.
Dichiaro la mia incompetenza assoluta sul tema, Carlo. No, non ne so quasi niente, so che questa cosa si era detta, so che, come dicevo, il buon Henry Ford nel 1900, se non ricordo male, 20, aveva prodotto questo motore alimentato a olio di canapa, quindi immagino che sia più o meno la stessa cosa. So che per quel che riguarda le accise, sappiate che gli spagnoli si sono visti rifiutare una rata del PNRR perché non hanno adeguato le accise del diesel ai desiderata europei. Questo tanto per tornare, gli spagnoli, il governo spagnolo sulle balle in maniera drastica. Detto questo per dirvi quanto sia incidente l'occhiuta osservazione sui quattrini che fa l'Europa. Allora Carlo, quindi, intanto penso che su queste cose sia giusto quello che dice l'ascoltatore, ma non ho strumenti per dire né sì né no. Gianni da Roma e poi sentiamo le due chiamate. Caro Cambi, ma sulla ignominiosa cacciata, scrive Gianni, dalla Libia haftariana del ministro Piantedosi insieme ai rappresentanti europei, non è che c'è lo zampino di Emmanuel Macron? No, non lo so, non credo, spero di no, mi auguro di no. Sono rimasto basito dall'atteggiamento della sinistra che plaude al fatto che Piantedosi ha subito la stessa sorte dei migranti che noi respingiamo, il che la dice lunga sul senso dello Stato che c'è nell'opposizione in questo paese. Le due telefonate allo 02 92 94 7222. La prima, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Volevo fare un paio di domande al professor Cambi che in realtà sono conseguenziali. La prima è sapere se effettivamente gli Stati europei spenderanno effettivamente appunto dei soldi per questo riarmo, cioè per l'acquisto e la produzione di carri armati, aerei, missili, bombe e tutto il resto. Se ciò me lo conferma, ma in un'eventuale situazione di pace, di tutta tranquillità, che tutti questi materiali che fine faranno proprio fisicamente? Perché poi hanno un costo di manutenzione. Buongiorno. Bene, l'altra telefonata, pronto? Salve, Catelli Milano, buongiorno. Senta, di cause noi ne abbiamo tante in Italia, di cui ne cito solo due, ma perché voglio farla breve. Primo, l'euro. Come mai l'euro per tutti gli italiani vale 1.000 lire, invece per tutto il resto dell'Italia vale 2.000 lire? E qui c'è di mezzo la magistratura, oltretutto. La matematica non è un'opinione. Due, le banche sono diventate tutte speculative dal 2001 in avanti su ordine di Clinton. E queste cose qui praticamente sono soldi che pagano le guerre. Siamo noi italiani più che altro a pagare tutto quello che succede. Noi che non capiamo niente, andiamo a scuola ma diventiamo sempre più rimbambiti. Cioè, veramente è una cosa pazzesca. I fatti sono questi, soldi. E chi è che glieli dà? Gli italiani che vanno in chiesa tutti i giorni, non lo so. Ho detto niente. Va bene, abbiamo fatto una bella insalata russa. Carlo. Allora, sì, i soldi del riarmo vengono spesi, addirittura la von der Leyen ha quest'idea, come avete visto, l'accorpamento dei fondi di coesione con i fondi della PAC per risparmiare più o meno un 150 miliardi sul bilancio poliennale della Comunità Europea e con quei soldi finanziare il riarmo. L'accordo sottoscritto in base NATO, complice Rutte, che era l'ex leader olandese, quello assolutamente rigorista, che invece ha detto no, sfondate pure i debiti per riarmarvi. C'è questo accordo sul 5%, sappiamo che l'interesse della Germania è quello di utilizzare il riarmo per far girare le sue industrie e convertirle dall'automotive, che è stato distrutto dal Green Deal, in industria bellica. È notizia di stamane, che trovate stamane sui giornali, che la Germania federale ha sfondato di 150 miliardi il suo deficit, ma sta pompando quattrini nell'industria bellica come non ci fosse un domani. Quindi sì, la manutenzione mi pare francamente l'ultimo dei problemi. Tenga presente che noi abbiamo ancora in linea delle navi che hanno una trentina d'anni, quindi il tema non è quello, o meglio non è solo quello, il tema è se sia giusto e in che misura sia giusto fare spese per la difesa che non hanno una ricaduta anche sulla società civile. Le faccio un esempio che probabilmente le dà una dimensione di quello che vogliamo dire, e cioè se non ci fosse stata la ricerca militare non avremmo internet.
Il punto è se la ricerca, la tecnologia duale viene sviluppata sì o no. Quindi quei soldi hanno senso di essere spesi se servono a riarmarci o comunque a rafforzare la difesa, ma contemporaneamente hanno ricadute sulla utilizzazione civile di questa roba. In alcuni casi è successo, lo stesso vale per esempio per i mezzi militari. Lei immagini una cosa molto semplice, che la ricerca, le dico una cosa che è vera, nella ricerca di tecnologia per i simboli dei carri armati abbiamo migliorato i trattori che servono per coltivare. Dunque le cose non vanno prese mai in senso assoluto, vanno prese in senso relativo. Certo che lo sforzo economico e finanziario che ci viene richiesto per questo riarmo è gigantesco, e lì bisogna sorvegliare e capire se queste risorse non vanno a discapito, per esempio, del welfare, se non vanno a discapito, per esempio, appunto dell'agricoltura, ma insomma non si può essere contrari in linea di principio a qualcosa che propone uno sviluppo. Bisogna andare a vedere se questo sviluppo è uno sviluppo che è benefico per le popolazioni o no. L'altra telefonata, diciamo che è un po' una zuppa per certi versi. Non ho capito perché noi italiani paghiamo 2.000 e gli altri pagano 1.000. In realtà il cambio è stato fatto in maniera disgraziata a 1936,27 per quel che riguarda l'euro. I tedeschi hanno cambiato 1-1 sul marco, ma lo sapevamo avendo cominciato quella scellerata avventura dell'euro che secondo me non andava proprio neanche cominciata. Quanto per quel che riguarda le banche, l'ordine non è di Clinton, guardi che l'ordine in Europa è di Prodi e di Draghi, vorrei che fosse chiaro. È vero che abbiamo perduto le banche di prossimità al servizio della piccola e media impresa, ci stiamo accorgendo soltanto oggi di quanto fosse centrale il sistema delle casse di risparmio a sostegno dei distretti industriali, ma non è niente di irreversibile. Se avessimo una classe politica che è capace di sfidare il luogo comune, potremmo tranquillamente cercare di ripristinare, ovviamente migliorandoli, alcuni sistemi che avevamo in uso, ma torniamo però all'inizio del nostro ragionamento. Serve una classe politica che è capace di sostenere le sfide e che abbia una visione che non è limitata alle prossime elezioni, ma che, come diceva Luigi Einaudi, pensa da statista, cioè pensa sul lungo periodo. Carlo, abbiamo un'altra telefonata allo 02 92 94 7222. Pronto? Buongiorno, sono Giorgio da Monza. Buongiorno. Volevo chiedere al dottor Cambi perché rimane stupito del fatto che la Libia sia contro l'Italia quando è stata appunto smembrata nelle sue entità tribali, che mi ha detto sono 12. Beh, la stessa cosa è successa in Siria, dove Al-Giulani ha preso il potere, un ex terrorista che aveva una taglia di 10 milioni di euro da parte degli Stati Uniti. Poi una volta preso il potere, questa taglia è stata eliminata e addirittura si è incontrato con Trump, se non sbaglio. Beh, queste sono l'applicazione delle direttive della rivista Kivunim, una rivista ebraica, che vuol dire appunto, il nome di questa rivista vuol dire direttive, e più di 20 anni fa disse che per eliminare il pericolo arabo, chiamiamolo così, bisognava frammentare gli stati nazionali secondo linee di frattura etnico-religiose, ed è quello che hanno fatto con l'aiuto degli loro scagnozzi. Quindi voi che siete sempre a sventolare la bandiera di questo Stato razzista, ladro e assassino, direi più ladro che assassino, non vedo di che cosa dobbiate lamentarvi. Che poi queste cose vadano in contrasto con la politica italiana, con gli interessi italiani, chi se ne frega? Agli ebrei non frega niente di questa roba qui, anzi ai sionisti, volevo dire. Grazie per la risposta. Grazie per la domanda. Prego, no, dico, la sua domanda è molto interessante, vorrei che mi portasse le prove di tutto ciò che ha affermato. Allora, mi permetto un risolino perché sono di buon umore stamani. Comunque, buongiorno Carlo, sulla Libia, scrive Raimondo da Padova. Haftar è appoggiato da Turchia e Russia. Pensate che accetterà la costruzione di una base navale russa in Cirenaica? Gli Stati Uniti o la NATO o qualcuno in Italia se ne sono accorti? Se sì, quali contromisure possono mettere in atto? Scrive Raimondo. Allora,
Credo che se ne siano accorti, ma le contromisure sono quelle di appoggiare il governo di Gibuti, ma come voi potete constatare per l'ennesima volta, l'Europa ha una tale debolezza sul quadro internazionale che non è capace di scegliere da che parte stare. La cosa interessante qual è? È che mentre Haftar utilizza la migrazione come arma di pressione, fa dei crimini contro l'umanità, eccetera, eccetera, noi facciamo finta che tutto questo non sia vero, perché consente in Italia di mettere in difficoltà il governo del centrodestra. Sarebbe indispensabile che avessimo su questi temi un'unità di intenti e che l'Italia andasse in Europa con una voce sola e dicesse: la questione libica la dobbiamo sistemare. Ma sapete, se la questione libica non viene sistemata, la ragione è che ci sono degli interessi forti a che lì permanga della instabilità, e questi interessi forti a che lì permanga l'instabilità sono gli interessi francesi, sono gli interessi in parte americani, sono gli interessi in parte tedeschi. Quindi immaginare che l'Europa si muova per sistemare la crisi libica mi pare particolarmente illusorio. Allora, un altro messaggio, l'irrilevanza dell'Unione Europea l'abbiamo misurata ieri quando Haftar ha rimandato a casa i ministri europei come personaggi non graditi, e aggiunge l'ascoltatore... La domanda è, ma la Callas che predica ovunque, la alta rappresentante della politica estera europea, non dovrebbe essere già adesso a Tripoli a fare un casino della Madonna? E perché non lo fa? Infatti, e aggiunge lo stesso ascoltatore su un altro argomento: è vero, con olio di colza funzionano benissimo solo i diesel vecchi, provato personalmente. Poi intervenne la Guardia di Finanza e sanzionò automobilisti fuori dai supermercati per evasione delle accise e la cosa morì lì. Per diesel vecchi si intendono quelli con pompa di iniezione meccanica, quelli di oggi con Common Rail grippano la pompa. Esatto, Grazie al nostro amico ascoltatore, tecnicamente assai preparato. I vecchi trattori Landini in campagna potresti tranquillamente alimentarli ad olio di colza. Ecco, intanto a proposito del ministro Giorgetti, l'agenzia ANSA lo mette in apertura in questo momento mentre stiamo parlando, Carlo, perché è intervenuto al question time, mi sembra, alla Camera, parlando di federalismo fiscale da completare, obiettivo complesso, il contesto è profondamente mutato rispetto a quello originario, dice il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Il completamento del percorso di attuazione del federalismo fiscale si configura oggi come un obiettivo particolarmente complesso. Questo non solo per la natura del processo, che coinvolge vari livelli di governo, ma soprattutto perché si inserisce in un contesto profondamente mutato rispetto a quello originario, ha detto il ministro Giorgetti in audizione, anzi alla Commissione per il federalismo fiscale, non la question time, perché esiste anche una commissione da anni, come sanno i nostri ascoltatori, per il federalismo fiscale. Il quadro economico, sociale, istituzionale attuale, ha detto ancora il ministro Giorgetti, è segnato da sfide e dinamiche molto diverse dal passato, che richiedono un approccio flessibile per rispondere tempestivamente alle esigenze del Paese. Valutare la creazione di un nuovo ente di riscossione dedicato esclusivamente alla gestione e al recupero dei tributi locali è l'idea lanciata da Giorgetti stamattina. La riscossione negli enti locali è un tema cruciale, ha detto Giorgetti, con una sua peculiarità: l'elevata frammentarietà dei carichi e la modesta entità degli importi da recuperare, il che rende complesso l'organizzazione dell'attività di recupero. Per affrontare queste sfide è fondamentale un riequilibrio strategico dell'operato dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione, anche valutando un nuovo ente di riscossione dedicato solo alla gestione e al recupero dei tributi locali. Commento a caldo, Carlo. Insomma, non è una posizione del tutto condivisibile per quel che mi riguarda. Sono convinto che il federalismo fiscale non c'entri nulla rispetto a questa problematica sollevata da Giorgetti, semmai è il domandarsi quanto lo Stato centrale debba continuare a spendere come sta spendendo. Giorgetti, già che parliamo di finanza locale, di riscossione, l'evasione locale, mi dispiacerebbe spiegare agli italiani come e qualmente avete dato via libera ai pignoramenti
sui conti correnti degli italiani senza percorrere le vie ordinarie di giustizia, perché i comuni fanno i furbi, cioè emettono cartelle esattoriali che non vengono peraltro mai comunicate all'utente, dopodiché attraverso questo escamotage che cosa fanno? Ti pignolo direttamente i soldi in banca. Tutto questo, a mio modo di vedere, non fa parte di un rapporto positivo fra cittadino e Stato. Detto questo, sono d'accordo con lui che c'è una eccessiva frammentazione degli enti di riscossione per quel che riguarda i tributi locali e che sicuramente un accorpamento nell'Agenzia delle Entrate, ma facendo vigere la trasparenza e la legalità, sarebbe positivo. Continuo a pensare che tutto questo col federalismo fiscale non c'entri assolutamente nulla, perché il federalismo fiscale si può realizzare senza incidere minimamente sulla complessità del bilancio dello Stato. C'è semmai un tema che, in assenza della determinazione dei LEP, in assenza della determinazione delle scelte fatte con la pur timidissima riforma Calderoli, parlare di federalismo fiscale in questa struttura di Stato è particolarmente inutile. Ma il tema qui non è sul federalismo fiscale, il tema è se si vuole o no percorrere la strada del federalismo, che è un altro paio di mani. Già. Allora, abbiamo 2 giudizi positivi sulla trasmissione e li cito volentieri. Estremamente interessante, bella puntata, scrive Rita, mentre da Rovini in Istria, strepitosi, ci scrive Dino, che usualmente sta in provincia di Brescia. Poi abbiamo altre 2 telefonate in attesa, le passiamo subito. Pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono Fabrizio di Sabbio Chiesa. Caro Fabrizio, buongiorno. Sì, allora mi è piaciuta la considerazione di Cambi sul fatto che la nostra classe politica manchi di coraggio, manchi di, come dire, di grinta per dare un po' un cambio di direzione a tutto quello che ci sta capitando. E quella è una constatazione che si fa e purtroppo un po' è così. Però io faccio un'altra considerazione. Io guardo a come è cambiata la società italiana, come sono cambiati, parliamoci chiaro, gli abitanti italiani negli ultimi 20-30 anni. Allora io mi ricordo che quando ero un operaio, che era un ragazzo di 16-17 anni, le discussioni politiche erano all'ordine del giorno. Tu entravi in un bar, stavi in compagnia, parlavi con quelli più vecchi di te e c'era sempre un ragionamento sulla vita, su come migliorarla, su quali erano i diritti, i doveri. Magari era un po' viziata, c'era il Partito Comunista, c'era la DC e va bene. Però c'era un'altra considerazione nelle persone. Venivano forse dalla guerra, avevano patito la fame, avevano più grinta. Adesso c'è un'apatia incredibile. Se lei parla con un ragazzo di 17-18 anni di politica non sa niente. Se parla con quelli più grandi, le parlano di sport, le parlano di motociclismo, le parlano di tennis. Cioè c'è come un'apatia generale anche nella popolazione, anche nella gente italiana, che è veramente incredibile. Ci fanno di tutto, aumentano le tasse, aumentano i pedaggi autostradali, cioè tutte queste cose la gente accetta, poi rimane senza soldi. Però non lo so, mi manca proprio quella ribellione, quel nervosismo che c'era allora, dove la gente non gli andava di essere presa in giro. Adesso stanno lì zitti, forse sono anche sfiduciati, perché dopo 20-30 anni di politiche che ci peggiorano la vita uno dice ma che cazzo devo fare? Però non lo so, è una mia considerazione un po' triste. Vi saluto, ciao. Allora, il mutamento antropolitico degli italiani, Carlo. Beh, secondo me ha perfettamente ragione e questo deriva da che cosa? C'è un editoriale che ha fatto il professor Campi dell'Università di Perugia l'altro giorno, abbastanza calzante su questo tema, quando parlava del fatto che ormai ci sono le dinastie politiche, no? Che possono essere il femminismo o possono essere anche dinastie di amicizia nei partiti, perché manca il controllo democratico derivante dalle basi dei singoli partiti. Assolutamente vero quello che dice il nostro amico. Di fatto viviamo in democrazie mutilate, ma lo dimostra il fatto che la partecipazione al voto è sempre più scarsa da parte delle persone. Però è anche vero che noi dovremmo avere la forza di rimobilitare
soprattutto nei luoghi di lavoro, soprattutto nelle associazioni, in quelli che si chiamano i corpi intermedi, che non a caso il nostro amico Matteo Renzi ha fatto di tutto per cancellare, rivitalizzare tutto ciò, per avere un maggiore controllo sulle decisioni politiche. Ma questa cosa si costruisce soprattutto nelle comunità, nei consigli comunali, nelle città, e a salire bisognerebbe poi incidere. Ma sono d'accordo con lui che c'è una specie di narcosi diffusa delle coscienze degli italiani, i quali probabilmente hanno raggiunto un certo livello di benessere e sono convinti che duri per sempre. Posso fare un esempio molto rapido: c'è una questione enorme che è la questione della denatalità in questo paese. Non vedo nessuno che si preoccupi di tutto ciò e questo francamente mi inquieta molto, perché lì veramente rischiamo grosso. Carlo. Ecco, mi piace che almeno di questo si parlasse. Infatti no, se ne parla zero. Comunque abbiamo un paio di minuti, non di più. 2 cose volevo chiederti ancora prima di salutarci. La prima, sono cose delle quali abbiamo già parlato, ma ci torno un pochino sopra in conclusione. La prima, non è che dalla Libia adesso arriva Haftar, non Haftar, al-Masri e tutta sta roba qua, un'ondata di migranti incontrollabile? Sta già succedendo in Grecia, ci sono le isole greche prese d'assalto, sì, succederà. E quindi come ce la vedremo noi? E quindi non lo so, noi siamo un paese strano, cioè c'è la presidente socialista danese che ha preso ora il comando del Consiglio europeo, come sapete, per la presidenza semestrale, che dice che l'esempio dell'Italia con i CPR in Libia è un esempio che deve essere esteso a tutta Europa, e poi abbiamo la magistratura che li libera. Io non so come se ne esce da questa cosa. La cosa che so è che se non c'è un pronunciamento europeo che dice basta all'immigrazione incontrollata, e se non c'è qualcuno che si ricorda che Matteo Zuppi, il presidente della CEI, di fatto è l'armatore ombra di Casarini, che va a processo per traffico illecito di migranti, e di tutta questa roba non si fa finalmente giustizia del nuovo comunismo, e ce la leviamo molto male. Apro e chiudo parentesi: io sono favorevole all'immigrazione, è necessaria, ma quella è indispensabile per il paese, che è fatta da gente che viene qua per lavorare e rispetta la legge italiana, e di gente che vuole integrarsi. Io non voglio essere il posto di approdo di tutta la sentina dell'umanità, e purtroppo Haftar questo sta facendo con una ulteriore manovra criminale, cioè li esacerba, li tiene come schiavi, proprio perché quando entrano nei paesi occidentali si comportano come delle bombe a grappolo, cioè che esplodono la loro rabbia sociale. E di fronte a questa cosa qua non bisogna scambiare la necessaria umanità e la necessaria integrazione con Carlo, il perbenismo pericoloso. Abbiamo 30 secondi, volevo un tuo commento proprio sinteticissimo sulle parole di Giorgetti. Il contesto è cambiato, il federalismo fiscale è un obiettivo troppo complesso, facciamo prima a fare un'agenzia delle entrate e riscossione per i tributi locali. Questo vuol dire che il federalismo fiscale lo mettiamo definitivamente in soffitta e casomai diamo ai comuni uno strumento per riscuotere i crediti fiscali, modello agenzia delle entrate o ente di riscossione, che è un'altra roba. Non so se ai cittadini piacerà tanto questa roba qui. Allora, il tema del federalismo fiscale non è quante entrate, che è quello che sta guidando il pensiero di Giorgetti, ma è pagare in base a ciò che si produce. Questo è il tema. È tutta un'altra roba. E fa ricadere sui territori che hanno prodotto quella ricchezza i benefici del prelievo fiscale. Allora, se poi si scambia il federalismo fiscale sul fatto che bisogna aumentare le entrate locali, è un altro paio di maniche, ma non è la stessa cosa. Mi dispiace per Giancarlo, che è un uomo particolarmente avvezzo e conosce la materia, che dice questa cosa, non ho capito perché. Perdona la brutalità, dobbiamo salutarci qui. Ti ringrazio come sempre. Grazie mille a Carlo Cambi e a tutti coloro che sono intervenuti e hanno seguito. Siate scorretti politicamente nella vita. Ciao Carlo. Un abbraccio, ciao. Avete ascoltato Gli Scorretti, un antidoto al luogo comunismo.